Eccoci qua cari amici, appassionati di mezzi vintage, non abbiamo tutto il tempo di poter star qua, adesso vi illustro così 3 veicoli che io avevo visto al tempo, anni fa, in una concessionaria, diciamo concessionaria, in un'officina autorizzata, ecco, un'officina autorizzata Iveco. Sembrava che i veicoli dovessero essere sistemati nell'immediato, insomma poi alla fine qua non ha sistemato nulla e i veicoli sono ritornati al mittente. Ecco qua, adesso vi facciamo vedere qua di che si tratta. Il tempo è quello che è. Siamo qua in compagnia di Luca, il contadino di Rovereto. Ciao a tutti. Siamo qua in compagnia del mitico Man in Black Renato e siamo in compagnia soprattutto di Gianni. Gianni è un appassionato collezionista che ha cercato il Marvin così per fare questi report. Ricordo, ecco qua, siamo qua da chi custodisce questi mezzi e qua non si sa il suo destino, ecco. Ecco qua, ragazzi, guardate un po', dovremmo essere, innanzitutto qua, quello che abbiamo davanti potrebbe essere un UM Leoncino. Da che meno vuoi venire fuori. Vabbè dai, non è un problema qua, Guarda qua Gianni. Comandi? Diciamo qualcosa, dai, qua, cosa dici? Sono 2 pezzi non interessanti di più. Siamo qua davanti a 3 pezzi interessanti, abbiamo qua forse un UM Leoncino, carrozzato Boneschi, ho visto. Boneschi, e questo qua... Ma chi è la carrozzeria? No, era fermo un attimo, carrozzeria Boneschi, però la gabina era fatta sto qua. Questo qua faceva le gabine anche su altri camion. Ecco qua, insomma, mezzo particolare qua. Mi dicevi che apparteneva ai servizi sanitari? Sì, sì. Questo ha fatto appunto la carriera ai servizi sanitari. Sono qua in compagnia anche di Man in Black. Che spettacolo Marvin! Ma ecco qua. Marvin, è spettacolo puro, è un po' la Marvin. corsa contro il tempo. Ecco qua, Le tue mani possono toccare il vero vintage, il vero spettacolo. I tuoi polmoni ti ringraziano. Senti che profumo di vintage. Spettacolo puro, sicuramente Marvin. È un bel disegno. Marvin, vai sui particolari. Guarda e ammira. Ecco qua, volevamo sapere qualcosina in più, ma insomma... Un mezzo veramente spettacolare e introvabile, Marvin? La diretta come piace a te, Marvin. Ecco qua, ragazzi, forse questo è un Leoncino. Eccoci qua, La diretta, Marvin. Diciamo un autocarro qua appunto che era stato allestito per servizi sanitari, vedo che ha un 4 cilindri qua, cambio sul volante, insomma dovrebbe essere un Leoncino a questo punto. Eccolo qua, è un motore diesel. E qua in queste condizioni qua il titolare lo vorrebbe vendere, aspetta, ha detto, gli italiani ha detto che qua non si offrono molto per pigliarselo e aspetta qualche tedesco, ci ha detto, La diretta, Marvin. La diretta è così, Bello. Portiamo a casa tutto quello che la strada offre, io ti ripeto, l'avevo visto anni fa. È in vendita, Marvin? No, sappiamo, no, questi ragazzi, guardate un po', fatevi 2 occhi. Fatevi 2 conti, 2 occhi, che è in vendita, questo spettacolo. Niente, così, è in vendita così, tanto per dire. Chi è interessato fatevi avanti, perché veicoli del genere sono veramente spettacolari. Ecco qua, chiaramente siamo qua nella dimora di questo proprietario che insomma... ci piace anche l'ambientazione. Ci piace l'ambientazione, mi sembra che il proprietario insomma non è che lo regala, ecco, da quello che ho capito, insomma pare che sia insomma pezzi per lui insomma abbastanza, diciamo, mamma mia Marvin, ma questo è spettacolo abbastanza pregiati, per cui insomma il prezzo è un po' impegnativo, ecco, per cui io vi faccio vedere come quello che vediamo adesso. Eccolo qua, questo qua è sicuramente un OM Tigrotto. Ecco qua, questa è una bella corriera qua, piccola corriera, vecchio Renato. Spettacolari anche gli interni, che dopo andremo a visionare se riesci a salire. Ecco qua, ragazzi, vieni qua Gianni, cosa ci dici? Ti viene voglia di prendere sto Tigrotto? Dai, fatti avanti, dai. 25 posti, sono sincero, farebbe gola. Cattivi però qua pensieri. dice insomma probabilmente anche un modello raffreddato ad aria, forse bisognerebbe vedere, visto che non ha l'apertura per rabboccare il liquido.
Però c'ho un cantiere, questo è un cantiere. È un cantiere anche questo. Sì. E qua il titolare cosa dice? Aspetta qualche tedesco? A sentire lui ha potenzialità che esca dall'Italia, però sai, a chiacchiera è un discorso. E poi abbiamo qua un Fiat 625, anche questo è un camioncino degli anni 60, finanze. Carrozzato da lui, sì. Ecco qua, questo per trasporto cavalli. Che bello. Eccolo qua. Purtroppo tutti i mezzi che non possiamo sentire il sound, i ragazzi sono qua. Questo ha 40.000 km proprio. 40.000 km ci ha detto che ha questo 625. Vieni qua Renato, dai. Fai gli interni, Marvin. Adesso andiamo sugli interni, ragazzi, guarda qua. Intanto trasporto cavalli. Marvin. Ecco qua. Trasporto cavalli. Marvin, guarda, 40.000 km. 40.000. Ma io vedo un bel 55. Carrozzato Alessi. Carrozzato Alessi questo, Guarda, nuovo Marvin. Dai, Spettacolo. quasi nuovo questo, Con pochissimi chilometri, Marvin, è l'affare. L'ultimo tagliando a 36.000 Anche il km. sedile, guarda il sedile di là che è spettacolare. Sì, Tanto molto che è bene. nuovo. Ecco qua, Veramente però bello. a me piace molto il tigrotto qua, la corriera qua, Ecco qua ragazzi. Questo è un bel tocco. Sì, questo sì, un bel pezzo, però a noi ci piace di più. IOM. Esatto, a noi ci piace qua la corriera. Ma IOM è definito. OM, cosa gli fai anche? Salutiamo l'amico Matteo da Cantù. Qua Matteo, non è che abbiamo tutte queste grosse informazioni, abbiamo chiesto l'annata, non si sa. Non si sa, ha detto che ha i documenti in ufficio, va bene dai Renato, va bene lo stesso. E niente dai, andiamo a vedere questo. Sugli interni però devi passarmi Adesso andiamo a vedere la qua. macchina quando sali perché è molto difficoltoso. Sì, infatti. Marvin. Facciamo vedere un po' dal dietro qua. Mamma mia che bello Marvin. Facciamo vedere un po' il dietro, eccolo qua. La campagna si apre. Guarda qua, fanali stile 850, Guarda, Fanali fine stile 850. l'adesivo dei 70 all'ora anche, guarda che belli che sono. Questo appunto dicevamo che è un leoncino, visto che ha un 4 cilindri questo. Ci diceva alimentato a gasolio questo. Eccolo qua, Ecco qua ragazzi, fateci un pensierino. Con le galline in Sì, sottofondo, guarda. clima campagnolo, ragazzi, fateci un pensierino. Guardate lì, Luca il contadino di Rovereto. Senti, col clima campagnolo che piace a te Marvin, veramente eccezionale. Vieni dai Renato, eccola qua, Adesso andiamo a vedere, Guarda qua, traccia di tutto forte, una pentola qua. Guarda, la diretta amici. E niente, fammi vedere qua, fammi vedere di nuovo questo. Qua, questo, attenzione, fammi vedere. E chi è un fusto d'olio? Qua Boneschi, qua si meglio non aprire perché ci rimane tutto in mano. Ragazzi, fateci un pensierino, tutti i mezzi in vendita, prezzo diciamo non proprio regalato. Si aspetta il tedescone che venga a prendere questi mezzi. Io vedo bagno di sangue, caro Renato, insomma così, ecco, noi portiamo a casa quello che la strada offre e vai tranquillo. Mamma mia Marvin. Per esempio, se tu vedi fare La diretta come piace a noi. Eccoci qua cari amici, appassionati di piccole corriere. E niente, insomma, io qua vedo l'interno abbastanza devastato qua di questa corriera. Domani, Sì, fammi entrare qua Renato. Metti grotto, che spettacolo! Metti questa grotto. corriera. Che spettacolo amici, anni 50. Guardate il Marvin in diretta, Ecco qua ragazzi appassionati. Ecco qua, un bel 4 cilindri anche questa. Si parla di un OM Tigrotto. Marvin, Tante ragnatele, devastato. grande Marvin. Grande qua. La diretta Qua come sì. piace a noi Marvin. Sì, qua sì che ti devi fare l'antitetanica, Guardate un po' qua, Tettuccio che ormai insomma ci sono delle infiltrazioni, qualche infiltrazione c'è. Forse qualche. E niente, come dicevo qua Renato, noi facciamo un appello agli italiani, però qua insomma il tipo, da quello che ho capito, insomma vuole un prezzo, cioè non te lo regala, diciamo insomma che spera insomma che arriva, come ti dicevo, il tedescone che sganci qualcosa in più di noi italiani, ecco,
Che spettacolo! Che noi non abbiamo più potere d'acquisto, caro Renato. Eccolo qua, Che spettacolo, Marvin! Io ve l'ho fatto vedere così spartano, poi abbiamo chiesto informazioni qua al proprietario, non sapeva dirci le annate, eccetera, eccetera, vabbè, anche la sua età, Va bene lo stesso, dai Renato, l'abbiamo fatto vedere. Io, ripeto, l'anno fa ci avevo messo dentro anche il cane, mi sembra, in questa corriera. Ecco qua, appassionati di mezzi vintage. Ecco qua, un bel tigrotto per te Renato, porteresti a casa. Faccio vedere qua all'interno, un po' tutto devastato. Dai, facci un pensiero, Marvin, che è stupenda, faccio un pensiero, qua. Questa corriera tigrotto, stupenda, Facci un pensiero. Guarda qua Renato. Marvin. Qua stasera ti devi fare una bella doccia, sai Renato, Facci un pensiero, spettacolare, Sicuramente qua è il regno dei topi qua, Però dai, c'è. Ragazzi, fateci un pensierino. Ripeto, qua è sicuramente il bagno di sangue più assoluto possibile, Va bene, dai, Renato, fammi smontare, noi l'abbiamo fatta vedere. Che poi qua vedo che c'è anche i doppi comandi, che non sia stata di una scuola guida. Potrebbe essere stata una scuola guida, sai Renato? Sì. Ecco qua, perché vedo i doppi comandi, per cui avrà finito la carriera in scuola guida. E qua vi facciamo vedere il retro di questo Fiat 625 trasporto cavalli. Eccolo qua, insomma, l'abbiamo documentato tutto quello che si poteva. Ecco qua, così alla veloce una diretta improvvisata. E va bene così, dai ragazzi, pensateci, insomma, ecco qua, tigrotto, ricordiamoci, per chi lo vuole, l'antitetanica ci vuole. Guardate un po' che spettacolo. Eccolo là. Prezzo ambizioso, abbastanza importante. Ecco qua ragazzi, godiamoci questi mezzi. Sembra che comunque la corriera qua sia targata a Cosenza, tigrotto. Adesso non saprei dirvi l'allestitore, comunque è un tigrotto, tutta devastata qua Renato, insomma ha mangiato un po' dalla ruggine. Clima campagnolo qua. Come piace a te. Qua il tipo che vende i mezzi chiaramente gli allestiva per il trasporto cavalli, bel 625, insomma, il bello del 625 sono questi doppi fari. E niente, insomma, vi ho fatto vedere un po' il tutto, dai. Tutto in vendita, ragazzi, qua. Fatevi avanti e via. Qua tutto in vendita, Prezzo chiaramente è un po' impegnativo. Ecco qua. Dai, abbiamo portato a casa tutto qua, Gianni, che dici? Ah, sì, dai. Un bel guadagno quelli, vero? Si aspetta un tedescone qua, dai, vediamo, dai. Te che dici, Luca? Ah, stavamo parlando di campagna, guardati. Ecco qua, Pensa a comprare sta roba qua, come tu, terreni, era fuori. Eccoci qua, cari amici, cosa dici Renato? Dai, abbiamo fatto vedere, dai. Buono, pensateci. Spettacolo puro, fatevi avanti perché è uno spettacolo, questo vintage puro, anni 50. Guarda qua Renato, tieni qua. Tieni qua, sì, ve l'ho piano. Eccolo il nostro Marvin, guardate la diretta, pazzesca, pazzesca. Mi vedi? Ti vedo, sì. Ragazzi, l'occasione, le occasioni che non capitano tutti i giorni. È vero, non fatevi ingannare da tracce di ruggine, però insomma, sono due mezzi che insomma sono particolari, ecco, per cui insomma se volete, se avete soldi nel materasso potete farci un pensierino per sognare, Ecco qua, ragazzi, spettacolo qua, Grande Marvin. Diciamo mezzi impegnativi. Fantastico Marvin, da la sistemare, diretta, come piace a noi, abbiamo visto che il Marvin all'opera, gasarsi. Va lì Renato, saluta dai. E noi... Ecco qua Renato. Mi senti? Sì. Salutiamo tutto il nostro pubblico maschile e un saluto particolare anche al pubblico femminile. Che dire, viva il vintage, viva il Marvin, a Renato e Luca il contadino. E grazie a Gianni, ciao. Ecco qua, Ciao. Che dici Gianni,
Bellissimo. beh, a Trento ti conosci ora ti che sei a Trento Bruno? Bruno, grande Bruno Andreatta, grande certo. Bruno. Certo, vuoi che non lo conosca. Trasporto cavalli. Io cane è famoso Bruno. È famoso Bruno. Come ho bisogno di qualcosa lui mi cata fuori. Bravissimo. Adesso va a fare mercatini adesso. Sì, mercatini. Va a comprare